Il Papa ai giovani incontrati durante il Sinodo dei Vescovi: siate in cammino e coerenti, non lasciatevi comprare. In aula Paolo VI le testimonianze e la gioia dei giovani provenienti da tutto il mondo. Aperte le porte della chiesa dei frati Cappuccini a Chiavari per la distribuzione del pane invenduto. Il servizio Buon Samaritano è portato avanti da volontari del nostro territorio. Ponte Morandi, settimana decisiva per il commissario Bucci. Lunedì sarà a Genova il ministro Toninelli. Dopo la tragedia, la famiglia Diaz riparte dall'esempio del figlio Henry, deceduto a causa del crollo. 18 giovani hanno ascoltato l'appello del Papa ad alzarsi dal divano per testimoniare il Vangelo. Telepace racconta una storia di solidarietà maturata in estate in Costa d'Avorio. Prorogate fino al 31 ottobre le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano in Terra Santa, organizzato nel periodo di Natale, un viaggio all'insegna dell'incontro e della spiritualità. A Chiavari la sesta tappa del Giro d'Italia di handbike, oltre 70 atleti in gara, tra cui molti campioni. Il percorso ha attraversato il centro della città, disagi al traffico per la chiusura delle strade. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Si è svolto questo pomeriggio in aula Paolo VI in Vaticano l'incontro dei giovani con i padri sinodali, organizzato dalla segreteria del Sinodo dei Vescovi e dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Spettatore d'eccezione Papa Francesco, che al termine ha lasciato alcune consegne per i lavori dei padri sinodali e alcune indicazioni per i giovani. Sentiamo il servizio. Siate giovani in cammino, non da divano, siate coerenti con voi stessi, mettete in pratica le beatitudini e ricordate, non siete merce in vendita. Arriva al termine di un pomeriggio di musica, testimonianze e racconti di esperienze di vita provenienti da tutto il mondo, la consegna di Papa Francesco ai giovani protagonisti del Sinodo dei Vescovi in corso di svolgimento in Vaticano. I ragazzi, al termine dello spettacolo ospitato in aula Paolo VI, hanno lasciato al pontefice delle domande. Non devo rispondere io a queste domande, ha esortito Francesco, ma dovranno farlo i padri sinodali. Poi da parte sua l'invito alle nuove generazioni ad essere giovani in cammino, non da divano, pensionati a 24 anni, e fa suo un loro richiamo, la coerenza. Coerenza di vita. Faccio cammino ma con coerenza di vita, e quando voi vedete una chiesa incoerente, una chiesa che ti legge le beatitudini e poi cade nel clericalismo più principesco e scandaloso, io capisco. Se tu sei cristiano, prende le beatitudini e portala alla pratica. In chiusura il Papa ha chiesto ai giovani di essere esempio di accoglienza e concretezza. Non siete merce in vendita, ricordatelo, ha spiegato Francesco. In precedenza un monito sull'utilizzo delle nuove tecnologie. Se tu ti abitui a questo, finirai, e questo che dirò è reale, se tu ti abitui a questo, finirai come una famiglia a tavola, a pranzo o a cena, ognuno col telefonino, parlando con gli altri o fra loro col telefonino, senza un rapporto concreto, reale. Torniamo adesso sul nostro territorio. Ha preso il via nuovamente questa mattina nella chiesa dei frati Cappuccini in Viale Trapani a Chiavari l'iniziativa del Buon Samaritano, dedicata alla raccolta e alla distribuzione del pane invenduto, finalizzata non solo ad aiutare e sostenere le famiglie del nostro territorio in difficoltà, ma anche a contrastare lo spreco di cibo. Vediamo. È partita questa mattina l'iniziativa di raccolta e distribuzione di pane promossa dal Comune di Chiavari in collaborazione con diverse associazioni di volontariato e panifici cittadini e destinata alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Stamattina ci siamo ritrovati con i volontari nostri della Caritas, ma anche quelli del Banco di Solidarietà e del Baliatico, perché questo servizio verrà svolto dalle nostre 3 associazioni a turno, e abbiamo cominciato a ricevere il pane, la focaccia, le pizze e anche dei dolci che i panifici donano per le famiglie che hanno delle difficoltà.
e ci siamo ritrovati alle 7:15, abbiamo raccolto le cose che sono state portate dai volontari dell'Anteas che fanno la raccolta nei panifici e abbiamo distribuito nei sacchetti, nei vassoi, abbiamo preparato, a seconda dei componenti del nucleo familiare, abbiamo preparato le cose che ci erano state donate. 8 le famiglie che proprio questa mattina si sono recate in Viale Tappani per ricevere la busta di pane, focaccia e non solo. L'iniziativa solidale va incontro alle esigenze di chi ogni giorno ha difficoltà a fare la spesa e concede loro così un sospiro di sollievo. Le famiglie che hanno una difficoltà anche temporanea per la loro vita possono rivolgersi ai servizi sociali. I servizi sociali in collaborazione con le associazioni verificano le necessità e danno eventualmente l'ok per venire a prendere questo pane. Ogni sabato mattina a partire dalle 8 la distribuzione presso il convento dei frati cappuccini che ci permettono di utilizzare la loro struttura per preparare i sacchetti. C'è tutti i sabati mattina esclusi i sabati festivi secondo un calendario che poi viene anche dato dai servizi sociali. Il pane che eventualmente avanza viene lasciato per la mensa del pranzo qui dai frati cappuccini. Una parte quindi del pane raccolto viene utilizzato per la mensa. Torniamo adesso a parlare del ponte Morandi di Genova. La prossima settimana sarà decisiva per il commissario Marco Bucci che intende chiedere dei cambiamenti al decreto varato sull'emergenza. Lunedì sarà a Genova il titolare dei trasporti Danilo Toninelli, poi a Roma è previsto un incontro con il Ministero dell'Economia e come leggiamo anche dal sito di ANSA lunedì pomeriggio il sindaco di Genova sarà ascoltato dalle commissioni riunite di ambiente e trasporti della Camera. L'audizione sulle disposizioni urgenti per Genova, la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti avverrà nella sala del Mappamondo. La mattina saranno ascoltati i rappresentanti della diocesi di Genova. Nel primo pomeriggio toccherà ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia. E una luce di speranza, nonostante il grande dolore, arriva da una delle persone decedute per il crollo del ponte, Henry Diaz di Uscio. La storia sarà raccontata sulla rete Corallo delle televisioni cattoliche italiane nella nuova stagione di Tikva, gli intrecci della speranza, in onda domani. Sentiamone un'anticipazione. Non ha fatto figli, ma lui ha seminato e io sto raccogliendo perché mi accorgo di come mi parlano i suoi compagni, gli amici. Lui sapeva aiutare le persone e sapeva dirle che a volte nelle difficoltà ci sono le opportunità. È nella debolezza che si è più forti. Lo aveva capito bene Henry Diaz Henao, 28enne di origini colombiane, residente ad Uscio nell'entroterra ligure. Rimasto senza padre in giovane età, si era fatto carico della famiglia, sostenendo la madre Nora e accudendo al fratello minore Emmanuel. Mio fratello stava aiutando una ragazza in Colombia non vedente che oltre ad essere non vedente ha una discapacità motora. Pagava i trasporti a questa ragazza, lo faceva tramite una fondazione. Queste gesta, tutte queste azioni che ha compiuto in vita faranno in modo che lui sia ricordato, perché le buone azioni si circondano di un'energia diversa. È proprio Emmanuel che per primo, quel 14 agosto 2018, avverte che qualcosa di grave possa essere accaduto al fratello. Emmanuel è a Bogotà, sta per trasferirsi a Medellin per ragioni di studio. Nella tarda serata i vigili del fuoco estraggono dalle macerie l'auto di Henry. La madre viene accompagnata dal sindaco di Uscio all'obitorio per il riconoscimento. Avrei voluto anche io urlare, ma dovevo essere forte lì e io ho visto che il Signore mi ha accompagnato lì. Il ponte si è spezzato e ha squarciato in due una città, ma non ha distrutto la testimonianza di vita di Henry, che resterà indelebile in quanti lo hanno conosciuto. Lui è vero che se n'è andato, ma prima di andarsene mi ha insegnato a vivere, mi ha dato gli insegnamenti giusti per poter continuare. E
E la rubrica Tikva, che racconta le storie di speranza provenienti da tutta Italia, andrà in onda su Telepace 1 al canale 15 domani sera alle 20:30. Sarà poi replicata su Telepace 3 al canale 115 lunedì alle 19:30, mercoledì alle 20 e domenica alle 17. La politica, Davide Micheli è il nuovo commissario cittadino della sezione Chiavari della Lega, che comprende anche i territori di Lavagna, Fontana Buona, Val d'Aveto, Val Graveglia e Valle Sturla. Il 36enne genovese e chiavarese d'adozione è stato nominato dal direttivo della Lega Liguria. Davide Micheli sostituisce così il segretario cittadino uscente Vittorio Mazza, entrato come consigliere in Consiglio regionale. Torniamo a parlare dei giovani, perché i giovani si sentono vittime di una società fondata sulla menzogna e chiedono di essere ascoltati e non semplicemente sentiti, di essere presi sul serio, è quanto sta emergendo in questi giorni dal Sinodo dei Vescovi. D'altra parte i giovani sono una risorsa e non un problema, aveva detto Papa Francesco. Oggi vi vogliamo raccontare un'esperienza di lavoro che quest'estate ha portato 18 ragazzi in Costa d'Avorio per aiutare una missione religiosa. L'attività è stata ripresa giorno dopo giorno dalle nostre telecamere. Vediamo. Spendere 2 settimane del proprio tempo in un'esperienza formativa in Costa d'Avorio è quello che hanno deciso di fare quest'estate 18 giovani provenienti dall'Europa e dall'Africa. Il progetto Catiolà nasce dall'idea di alcuni giovani che, dopo aver partecipato alla GMG del 2016 a Cracovia, hanno risposto all'appello del Papa di alzarsi dal proprio divano, di non rimanere fermi e di darsi da fare per fare della loro vita qualcosa di bello. Catiolà è un villaggio a 400 km da Abidjan. Qui si sono incontrati 4 italiani, 6 francesi e 8 ivoriani, con l'obiettivo di ricostruire l'infermeria del collegio Saint-Jean-Marie Vianney, gestito dai padri betarramiti. Messi a contatto gli uni con gli altri, i ragazzi hanno dovuto fare lo sforzo di uscire da se stessi, dimenticare le proprie posizioni e fare squadra. Nous avons pu partager beaucoup de choses ensemble, notre foi, notre amour. Abbiamo davvero condiviso molto insieme, la nostra fede, il nostro amore verso il prossimo, e abbiamo imparato a conoscere meglio noi stessi e gli altri. Alla fine di questa esperienza mi sento una persona più libera, libera di ballare o di cantare senza la paura di aver fatto una brutta figura, ma solo con la voglia di donare qualcosa di bello agli altri. Avant de partir, je voulais venir ici. Prima di partire volevo venire in Africa soprattutto per vivere la fede in modo diverso, ma anche per spogliarmi, allontanarmi dalla nostra società dei consumi e iperconnessa, così da concentrarmi sull'essenziale. In occasione del Sinodo dei Giovani, martedì 16 ottobre si terrà a Chiavari l'incontro Realtà e Giovinezza, la sfida. È ancora possibile dare la vita per qualcuno? Interverranno Enzo Arnone, Fausto Bertinotti e Don Federico Picchetto. L'inizio alle 21 si svolgerà all'Auditorium San Francesco di Chiavari. La Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto di Chiavari compie 135 anni di vita. Domani alle 10 nella Cattedrale di Chiavari, Don Gian Lorenzo Borzini presiederà la messa di ringraziamento. Al termine i partecipanti si trasferiranno nei locali della Società Economica, dove alle 11:15 avrà inizio la cerimonia celebrativa con il saluto del Presidente Stefano Franceschini e delle autorità, a cui farà seguito una relazione sul sodalizio da parte del socio e giornalista Fabio Guidoni. La giornata di festa proseguirà con un incontro conviviale al ristorante Monterosa. Festa di Nostra Signora del Rosario nella comunità di San Martino a Zoagli. Alle 15 c'è stata la benedizione dei bimbi e l'offerta dei fiori a Maria. Alle 20 la cena si potrà condividere insieme. Domani, domenica, giorno della festa, messa solenne alle 11, alle 12 la supplica alla Vergine seguita dalla sparata del panegirico. Infine alle 16:30 il canto dei Vespri e la processione. Anche i fedeli di Santa Giulia a Lavagna festeggiano Nostra Signora del Rosario. Questa sera alle 20:45 il concerto del coro Canticum Novum di Rapallo. Domani messa cantata alle 10, alle 16 Vespri e processione. Al termine si terrà un momento di festa. In questa occasione la comunità saluterà
saluterà e ringrazierà le suore di Don Daste che hanno lasciato l'asilo parrocchiale. Festa anche nella parrocchia di Santa Sabina di Trigoso, domani alle 11 la messa solenne presieduta da padre Carlo Poloni, alle 12 la supplica alla Madonna, alle 17 i vespri guidati da Don Mauro Sapia, seguirà poi la processione. E continuano i pellegrinaggi diocesani nelle diverse parti del mondo. A metà novembre è in programma un viaggio in Giappone per conoscere e incontrare una cultura differente dalla nostra, ricca di storia, arte e spiritualità. Per il periodo di Natale la meta invece è la Terra Santa, un viaggio di grande spessore umano e religioso a cui è ancora possibile iscriversi. Sentiamo. In seguito all'alto numero di adesioni per il Capodanno in Terra Santa, il pellegrinaggio promosso e organizzato dalla diocesi di Chiavari, è stata prorogata la data dell'iscrizione fino al 31 ottobre. Dati bruciati letteralmente tutti i posti disponibili, anzi sforando il limite, e quindi siamo ancora in tempo, sono riuscito ad ottenerne diversi altri e quindi abbiamo prorogato le iscrizioni fino a fine mese o comunque fino a quando i posti saranno liberi. Come si può effettuare l'iscrizione? Direttamente qui in Curia, al martedì e al giovedì, tra le 10:30 e mezzogiorno sono presente per accogliere tutte le iscrizioni. Ecco, il pellegrinaggio a chi è rivolto? L'unicità di questo pellegrinaggio è dovuto anche al periodo e quindi può abbracciare e raccogliere soprattutto i ragazzi, chi è nel mondo della scuola, quindi anche i genitori, gli insegnanti. Siamo in un periodo festivo. Qual è il senso del viaggio in Terra Santa? È una domanda abbastanza complessa, nel senso che sono diversi i punti sono dei doni che riceviamo. Essenzialmente, se mi dici così, credo che sia da raccogliere una differenza profonda tra il vagabondare, cioè quando tu vai e percepisci anche un certo senso di libertà che può essere piacevole o spiacevole, però non hai un orientamento, una direzione precisa, e il pellegrinaggio, dove invece sei chiamato a soffermarti, ad entrare in profondità e quindi a raccogliere quello che è il segreto del luogo in cui sei. E vorrei dire che quello non è soltanto un per cosa, che cosa vai a vedere, ma è un per chi incontri il mistero santo di Dio. Per celebrare i 900 anni di dedicazione della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, alle 21 questa sera si terrà il concerto della Cappella Musicale del Duomo di Milano, diretta da Don Claudio Burgio. Si esibirà all'organo Emanuele Carlo Vianelli. L'ingresso in chiesa è libero. Domani mattina alle 11, sempre nella Basilica, il Vescovo presiederà la Santa Messa. Lutto nel mondo religioso e della scuola per la scomparsa dello storico presidente dell'Istituto Emiliani di Rapallo. Si è spento nei giorni scorsi all'ospedale di Bra all'età di 90 anni padre Battista Bianco. Per oltre 30 anni è stato a Rapallo nella scuola dei media dei padri Somaschi, prima come docente e poi come preside. Era nato a Calizzano, in provincia di Savona, nel 1928, era sacerdote da 63 anni. 2 anni fa aveva lasciato la casa della Maddalena a Genova, si era trasferito nella comunità dei padri Somaschi di Narzole, dedicata agli anziani. Padre Bianco ha dato molto alla nostra congregazione, ha detto padre Giuseppe Oddone durante l'omelia del funerale celebrato il 28 settembre scorso a Calizzano, soprattutto per la sua passione di educatore e di insegnante. Il prossimo 27 ottobre sarà ricordato con una funzione religiosa nella chiesa degli Emiliani a Rapallo che si svolgerà a partire dalle 18:30. E la pagina dello sport adesso. Si è svolto oggi a Chiavari la prima gara della 6ª tappa del Giro d'Italia di handbike. Oltre 70 gli atleti iscritti, in città sono arrivati i grandi campioni della categoria. Vediamo com'è andata. È stata una bella gara, insomma, qua in casa della mia società, insomma, di Vittorio Podestà. È un bel percorso, tutto curve, bello anche il tempo, insomma, ci ha assistito, ecco, sono felice, insomma. Come ti sei trovato nel circuito? No, bello perché curve, ripartenze, solo un po' diciamo, non pavé, insomma, lì un po' si sballotta, però insomma, bello, dai, è stato emozionante, insomma. È stato difficile come circuito? È difficile perché appunto ci sono ripartenze, frenare, ripartire, però insomma è divertente, ecco. Penso anche per il pubblico, insomma. Chiavari te la ricorderai per questa giornata? Sì, è emozionante
perché l'ha organizzato il nostro pluricampione mondiale e paraolimpico, il nostro amico Podestà, e fa piacere vincere in questa gara che è organizzata da un nostro grande campione. Un grande lavoro a livello organizzativo. Sì. Come tutte le manifestazioni di questo livello, soprattutto nazionali, c'è un grosso impegno, necessita un grosso impegno, e devo ringraziare l'amministrazione, devo ringraziare chi ci ha dato l'aiuto per presidiare tutta la viabilità, perché la città ha risposto molto bene, abbiamo avuto le strade libere, non si è fatto male nessuno, che questo è il punto che mi preme di più, perché sono una manifestazione sportiva. Penso che il fatto di aver fatto passare, forse per la prima volta, una competizione di questo livello in carruggio dritto sia un fiore all'occhiello che ci porteremo avanti per molti anni. Chissà con quale sguardo oggi avrà visto Chiavari e Donnando. Beh, sicuramente Donnando sicuramente avrà visto benissimo questa giornata. Come appunto Vittorio ha sottolineato, il fatto che il tempo abbia tenuto quando era previsto veramente pioggia e un po' di sospensione c'è stata, ci piace pensare che Donnando da lassù abbia veramente cercato di fare la sua parte. Una manifestazione che è perfettamente riuscita secondo gli organizzatori, qualche disagio per il traffico questa mattina a causa delle chiusure delle strade del centro, code di veicoli si sono formate in particolare sulle strade ancora rimaste aperte della circonvallazione di Chiavari. Una manifestazione che ha avuto come punto di riferimento anche Casa Marchesani a Chiavari, dove si sono svolte gli appelli per precedenti alla gara. Vediamo. Apre Olmedo. Andmil, Afap Onus. Quali sono le caratteristiche di questa tappa? Allora, oggi sicuramente è un circuito molto tecnico, è ricco di curve, controcurve, infatti faremo 2 gare, quindi 2 partenze separate proprio per garantire la sicurezza degli atleti, e il bello è che attraverseremo tutto il centro cittadino con i famosi carruggi. Peccato per un po' di pioggia. E vabbè, quella ci sta, fa parte del gioco, i nostri però sono veri atleti e non si fermano davanti a niente. Oltre a Vittorio, il big di Chiavari, c'è qualche altra personalità in gara? Allora, innanzitutto da noi sono tutti campioni, sicuramente annoveriamo quest'anno la partecipazione a tutte le tappe di Francesca Porcellato, pluricampionessa paralimpica di qualsiasi tipo di disciplina, paralimpiadi invernali piuttosto che estive, nonché campionessa del mondo in carica per la sua categoria di handbike. Fate una strada che ha i portici entrambi i lati, entrate in una piazza, dovete fare un destra e sinistra molto largo. Lì è un po' più mosso le pietre, ma niente di esagerato, non è la maratona di Roma, quindi è più tranquilla. Cosa vi aspettate da questa giornata? Sicuramente tanto divertimento, perché è un percorso bello, dinamico, veloce, tecnico, e insomma l'ha disegnato Vittorio, quindi insomma non poteva che fare una cosa molto, molto bella. Anch'io sono stata qua qualche anno fa alla gara, è molto bello, tantissimo pubblico, spero che anche oggi, nonostante così il tempo un po' poco felice, però ci sia lo stesso, perché è assolutamente divertente. Conoscete questa città, questo circuito? L'ho fatta 5 anni fa. 4 o 5 anni fa che hanno fatto la gara qua, l'ho fatta, perciò ed era spettacolare. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. Il calendario venatorio resta in vigore e la caccia continuerà a svolgersi senza interruzioni. Lo fa sapere l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai. Nonostante il ricorso al TAR delle sezioni liguri di LAC, WWF, ENPA e LAV, la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale ha respinto molte delle richieste fatte dalle associazioni, confermando la correttezza del calendario venatorio ligure. Il TAR, continua l'assessore, solleverà le questioni di legittimità costituzionale sulla mezz'ora dopo il tramonto per la caccia da appostamento alla migratoria e sulla modalità di annotazione del tesserino dopo l'abbattimento accertato, ma allo stato tale scelta non sortisce alcun effetto immediato e diretto. In questo caso Regione Liguria valuterà eventuali azioni a tutela dei contenuti del testo di legge. E sempre in merito, questa notte i cinghiali hanno rovinato il prato della parrocchia di Sant'Anna a Rapallo. È la seconda volta che accade e qualcuno è riuscito a scattare anche una foto dell'ungulato impegnato a scavare le buche nel prato davanti alla chiesa.
E si è aperto questa mattina il primo corso di coltivazione del nocciolo organizzato dalla Proloco di San Colombano Certenoli. Nei locali dell'Ascito Cuneo si sono ritrovati 26 iscritti interessati ad imparare nozioni sulla cura o sul ripristino di un noccioleto. A tenere la parte teorica, durata 4 ore, l'agrotecnico Fabio Benvenuto. L'intento degli organizzatori è quello di continuare a valorizzare il prodotto nocciola misto Chiavari e stimolare l'interesse di privati, aziende, agricole e cittadine nei confronti di questa risorsa che sta dando già buoni risultati con la nascita di una filiera sostenibile. Stamani è intervenuto anche Andrea Marsan, che lavora al Distav dell'Università di Genova. La cooperativa Nabot ha concesso il noccioleto che ha in gestione ai piani dei cunei di San Colombano Certenoli per la lezione pratica. Il prossimo appuntamento del corso sarà sabato prossimo. E adesso nella nostra agenda gli appuntamenti previsti per la giornata di domani e lunedì. Appuntamenti in agenda per domenica 7 ottobre. 8ª edizione di Santa Pedala Mare Monte Bike, la circolo-escursione al Monte di Portofino. Ritrova alle 8:30 nei giardini a mare Piazza Martiri della Libertà di Portofino. Premio letterario Mirella Aldi a Palazzo Fascio di Sestri Levante. L'inizio alle ore 9:45. A Covorno è in programma la Grande Castagnata, che si svolgerà in Piazza Aldo Moro, organizzata dal Comune con la collaborazione dell'Accademia della Ciappa e dei Tessaieux. Dalle 10 prenderà via la manifestazione La Corte delle Arti, dei Mestieri e dei Sapori Antichi. Alle 12 apertura stand gastronomici e dalle 14:30 distribuzione di caldarroste. Nell'ambito della manifestazione si terrà anche il 18° concorso delle zucche. Come ogni domenica è possibile visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra, dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Proseguono le mostre di fotografia a Sestri Levante. Inseminazione e mitologia quotidiana in via dei Doganieri sono visitabili dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Invece momenti estoni e incontro, che si trovano a Palazzo Fasce, sono visitabili dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Verranno inaugurati a Chiavari in piazza Matteotti alle 10:30 3 nuovi mezzi della Croce Verde chiavarese: un'ambulanza, unità mobile di rianimazione pediatrica, una vettura Jeep Renegade allestita a quale automedica ed una vettura Fiat Punto dedicata ai servizi sociosanitari. Al centro Casette Rosse di Sestri Levante si terrà la giornata dell'associazione Il Tè delle Donne nel Mondo. Ritrova alle 12. Seconda edizione del pranzo francescano nel santuario di Sant'Antonio a Chiavari per raccogliere fondi da utilizzare nel restauro appunto del santuario. L'appuntamento è alle 12:30. Canti e meditazioni sulla vita di San Francesco con il concerto polifonico nella chiesa dei Cappuccini in viale Tappani a Chiavari. L'inizio è alle ore 15. Concerto per organo nella chiesa San Martino di Noceto a Rapallo. Guido Ferrari eseguirà brani di Bach, Vivaldi, Zipoli, Morandi e Fumagalli dalle ore 16. Prende il via la nuova stagione del Teatro di Cecagna con Non è il solito vizietto, la commedia messa in scena dal gruppo Artemis Levante. L'inizio è alle 16. Passiamo adesso agli appuntamenti per lunedì 8 ottobre. Memory Training, l'allenamento per la memoria, dedicato alle persone di età superiore ai 65 anni, si terrà a Villa Sottanis di Casalza Ligure, dalle 9:30 alle 11. Proseguono le mostre di fotografia a Sestri Levante, inseminazione e mitologia quotidiana, in via dei Doganieri, sono visitabili dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Invece momenti estoni e incontro, che si trovano a Palazzo Fasce, sono visitabili dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Iniziano a Chiavari i corsi di cultura con il professore Daniele Lazzarin, che terrà la lezione di storia del cinema, intitolata Alle radici del comico, Charlie Chaplin e i suoi eredi, dalle 15 alle 18:30 nella sala Livellata in via del Pino. In chiusura una notizia di sport, la Virtus Entella comunica di aver accolto la richiesta di Antonio Cassano di giocare nella società biancoceleste. Da lunedì prossimo Cassano si allenerà con la prima squadra agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia senza alcun vincolo contrattuale. La seduta avrà inizio alle 15:30 e sarà a porte aperte. Notizia questa che troviamo sul nostro sito come tutte le altre di questa giornata. Si conclude così questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna lunedì alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revella, alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.